get up. Oggi siamo in campo. Oggi sì, siamo in campo per la giornata internazionale dei diritti dell'infanzia e dell'educazione. Siamo stati invitati come associazione dalla Contrada e da Confini e Territori per animare il pomeriggio nell'ambito di questa giornata. Successivamente dalle 16:30 poi ci saranno tutta una serie di tavoli di lavoro, di discussione con vari ospiti. Poi ve lo diranno i responsabili chi sono. Allora, noi siamo l'associazione Viviamo in Positivo, Camuggi, Levante Ligure ODV. Siamo un'associazione che si occupa di clown terapia, andiamo negli ospedali con nella ASL 4 e in RSA e con l'ANPAS delle zone di Piave e Santa Margherita. Dal 2016 che abbiamo questa attività, siamo partiti da Genova anni fa, i levantini hanno fatto nascere questa realtà in questa situazione. Anche in questo periodo difficile come fate negli ospedali ad esempio? Purtroppo in questo momento negli ospedali l'ASL, perché noi siamo tesserati con l'ASL, abbiamo una convenzione, non possiamo entrare negli ospedali e quindi cerchiamo di fare tutte quelle attività che ce lo consentono, tipo all'aperto oppure nelle RSA, alcune RSA ce lo consentono, incontrando le persone in luoghi sicuri e quindi insomma ci teniamo in allenamento. Ho avuto la fortuna di conoscere questa realtà e un po' la sfortuna di avere cominciato purtroppo quando è cominciato il lockdown. Comunque sono contenta di essere qua e ringrazio Vic Camuggi. Insomma ti diverti? Sì, mi diverto, però devo dire che tanta la gratificazione di vedere un sorriso sulle volte delle persone e lo dico veramente di cuore. Tirocinante e clown, non è tanto semplice, no? Così come prime istruzioni elementari, proprio da clown. Da clown, I vestiti forse. Sì, come anche imparare a muoversi, a cosa dire, a come far ridere, a come approcciarsi con un malato. Io sono il Mago Gio, qualcuno mi conosce e per me oggi è un onore essere qua, invitato dalla dottoressa Germana Perg, che ha avuto questa bellissima iniziativa di proporre questa festa dei bambini. Bambini che oggi noi parliamo dei diritti dei bambini, però i diritti dobbiamo farli conoscere agli adulti che rispettino poi questi loro diritti. Una cosa, speriamo che vada tutto bene. Grazie. Quali sono i genitori sufficientemente buoni? Tutti i genitori sono sufficientemente buoni. Cito Winnicott, grande pediatra e psicanalista inglese, che finalmente sdoganò e disse che i sensi di colpa dei noi genitori sono buoni perché ci spingono alla responsabilità. Il mio intervento di oggi è quello di includere i diritti dei bambini con quello dei genitori, cioè se nelle famiglie si sta bene, tutti i diritti sono così contemplati, anche i doveri. Questo sarà il mio discorso di oggi, sarà un po' semiserio perché l'emergenza educativa di oggi è la connessione, l'abuso dei tablet cellulari da parte dei bambini. Questa è una grande emergenza educativa. Detto questo, a partire da questa emergenza, da questa gravità, possiamo anche sorridere e dire che una famiglia, tutti i tipi di famiglie in cui c'è un diritto in equilibrio dell'adulto e del bambino, si vive meglio in modo che noi genitori siamo più responsabili, quindi sufficientemente responsabili, così va bene per tutti. L'importante è trovare questo equilibrio.
Esattamente, ottima domanda. L'equilibrio parte dall'istinto della mamma e del papà, non dimentichiamoci che l'istinto è fondamentale, da seguire il bambino, perché il bambino si sviluppa in maniera naturale, non servono chissà quali sperimentazioni e quali stimoli, seguendo lui il suo sviluppo evolutivo, motorio e psicologico, così noi gli andiamo dietro, senza sovrastimolare e senza forzare tappe evolutive, senza dare tablet e cellulari prima dei 3 anni, perché è proprio una disfunzione che andiamo a produrre nei nostri bambini. Quindi l'equilibrio sta nel classico buon senso, di una volta, di oggi e di domani, parlarsi in famiglia, nelle famiglie, con buon senso. Si dice che una volta era un sì sì o un no no, oggi si cerca di far capire. Cosa dice a proposito? Che ci sono i sì e ci sono i no. Anche oggi. Certamente, i no non sono traumatici, i giusti no fanno bene, perché i bambini vivono bene nei limiti e nei confini, perché per loro è proprio una situazione di sicurezza. Winnicott diceva che l'ambiente prevedibile, che è la relazione tra i genitori e il bambino, è fonte di nascita dell'io psicologico. Quindi il fatto che ci siano dei confini, delle regole chiare, per il bambino è salvifico. Tutti i sì vanno bene, ma vanno benissimo anche i no, in equilibrio, in armonia. È meglio essere genitori severi oppure più, insomma, siamo vicini, dicevo. Non c'è una regola fissa, non c'è la ricetta. Winnicott diceva, amo questo autore, che è meglio essere genitori troppo responsabili che troppo poco responsabili, quindi l'equilibrio sta nella severità, nel dire le cose giuste anche in maniera secca, ma con empatia. Io posso dire un no in maniera autoritaria, in maniera recriminativa, in maniera vendicativa, questo non va bene. Posso dire un no con il sorriso, col fatto di dire ti dico questo no perché va bene per te. Everybody get up. La giornata, la collaborazione è stata anche dell'Associazione Culturale La Contrada. Sì, con l'Associazione Culturale La Contrada, di cui sono presidente, che è stata fondata insieme a mia moglie Raffaella Comprodonico nel 2014 e è confluita nella realizzazione del nostro centro studi, con il quale appunto da più di 6 anni ci occupiamo di attività di tipo culturale, organizzazione di eventi culturali, sostegno allo studio, didattica multimediale e tante attività anche di animazione sociale sul territorio. Insomma, questo ci è sembrato un bel momento da promuovere, da valorizzare. Ecco l'intervento nel convegno, no, che viene fatto oggi, parli di profitto, in quale direzione? Sì, nel mio intervento cerco di fare una riflessione a partire proprio dal significato di questa parola, però contestualizzata nell'ambito del discorso educativo. Infatti non di solo profitto, è il titolo dell'incontro, il valore dell'inutile in educazione. Quindi attraverso questo gioco di parole e sulla riflessione sul senso del profitto e quanto per esempio questo termine venga usato indistintamente in campo economico ma anche in campo scolastico, profitto, no? Il rendimento scolastico, giocando sul significato di alcune parole che mi fanno riflettere su una certa idea mercantile, per non dire commerciale, o comunque che ha alle spalle un certo fondamento filosofico di utilitarismo che è molto presente anche nel nostro sistema scolastico. Vediamo alla voce per esempio dei debiti scolastici, rendimento scolastico, offerta formativa, tutte queste terminologie che si adottano attualmente nell'ambito della scuola richiamano un immaginario che è di tipo economico e di tipo utilitaristico, che confligge secondo me tanto con quell'inutile importantissimo, a mio avviso, non solo a mio avviso, fondamentale per la nostra civiltà, quell'inutile che appartiene a tutte le discipline umanistiche, della ricerca, scientifiche, in cui la conoscenza è fine a se stessa, trova il valore in sé e non nel fatto di produrre
un utile immediato, magari anche proprio direttamente in senso economico. Quindi il mio intervento va in questa direzione, nella valorizzazione dell'importanza, direi fondamentale, di tutte quelle discipline, la cui principe poi è la filosofia, che è la più inutile delle discipline scolastiche, ma anche quella che dà il fondamento alla più alta delle conoscenze. Tu ritorneresti ai voti? 5, 6, 7, 8, 4? Ma questo io ho già a che fare nel mio percorso di insegnamento con i voti che non sono tanto questo il problema, anzi ci capita di usare nella scuola per la quale io presto attività di docente, assolutamente utilizziamo il voto con il numero insieme al giudizio, insieme anche a tutto il resto del contorno. Il problema non è assolutamente il voto, anzi il giudizio di valore e il confronto che non deve poi scadere nella mera competizione, altro elemento che oggi è molto spinto all'interno della scuola, no? A discapito per esempio di tante attività più di tipo cooperativo, di tipo collaborativo, che andrebbero assolutamente valorizzati. Quindi il voto va bene, è il voto per che cosa, no? A che cosa arriva e verso cosa è diretto, no? Se dietro c'è una relazione, innanzitutto, che è quella docente-allievo e alunno, compagno, gruppo classe con l'insegnante, ci sta tutto, assolutamente, ne abbiamo bisogno di voti. Everybody get up. Che giornata avete organizzato? Ma abbiamo pensato a una giornata in occasione della giornata internazionale dei diritti del bambino e dell'infanzia, anche perché in questo periodo di Covid pensiamo che sia la fascia che più ha sofferto dell'isolamento e dal punto di vista sociale. L'idea era quella di organizzare una festa a largo respiro che prevedesse sia un momento di gioco per i bambini con il Mago Joe e Vip Camugi che stanno facendo un po' di animazione, il gruppo bandistico di Casarza Ligure con la scuola giovanile che sta facendo un po' di intrattenimento musicale. Ci sarà poi nell'auditorium di Villa Sottanis una relazione in cui l'associazione culturale La Contrada ha organizzato insieme a Erika Pancheri, psicologa dell'età evolutiva, Roberto Frugone, insegnante animatore sociale, e Alessandra Neri, pedagogista e psicomotricista, un momento un po' più rivolto agli adulti, sempre sul tema dei diritti dei bambini e di come affrontarli in questo momento. E qualcosa su questa associazione? Confini e Racconti è nata qualche anno fa, un gruppo di persone che si è messo insieme in un momento in cui il tema, diciamo, dell'inclusione delle persone che arrivano da paesi di guerra o altro era vissuta un pochettino come un'invasione in senso stretto. Ci siamo messi insieme per raccontare da parte di persone che hanno vissuto sulla propria pelle il cammino della migrazione, per dare un'altra forma di narrazione. Noi siamo rappresentati appunto dal mondo e il sangue nel Mediterraneo rappresenta un po', diciamo, la parte triste di queste vicende che spesso viene dimenticata. Everybody get up.